Buon pomeriggio carissimi amici, vigilia della Befana. Ho fatto un piccolo safari fotografico, sapendo che comunque era tutto chiuso, magazzini e officine. Sono andato a caccia di case vecchie, che a me piace anche la fotografia, ma comunque ho trovato qualcosa di interessante ed inaspettato e per fortuna ho trovato anche il piazzale aperto. Tra l'altro ho chiesto anche il permesso di fare questo filmato e ci portiamo dal dietro su un autocarro Fiat 110 Passo Lungo. Per me quelli di Passo Lungo hanno un gran fascino e per me sono affascinanti tutti quegli autocarri non considerati dai collezionisti, perché a tutti piace il musone, il baffone, ma per me anche un Fiat 110 è un camion d'epoca da tenere in considerazione, perché comunque è un camion della mia giovinezza. Ecco perché mi piacciono questi camion non considerati. Carissimi amici, guardiamo questo autocarro Fiat 110. Abbiamo iniziato dal lungo, perché avevo la luce un po' sfavorevole. Dopo vi farò vedere il frontale, cari amici. Ma intanto ci portiamo all'interno della cabina. Voglio dedicare questo filmato a tutti gli appassionati di camion e a tutti quelli che seguono i miei video. Lo dedico anche agli amici della Puglia, che so che c'è qualcuno che è un appassionato di camion, non mi ricordo in questo momento il nome, però insomma guarda sempre i miei filmati su YouTube, me li commenta. E allora ci portiamo qua all'interno della cabina del Fiat 110. Qua mi stanno anche guardando, pensano che sia un extraterrestre, un marziano impazzito, ma invece sono solo uno che vuole documentare, fare un reportage per tutti quanti voi. Carissimi amici, guardate, qua siamo all'interno della cabina, niente di che, insomma, niente di eccezionale per voi, però comunque documentiamo questa cabina perché qualcuno ha detto che vuole anche i filmati più lunghi e io insomma non è che posso inventarmi sempre qualcosa. Carissimi amici, qua scendiamo dalla cabina, avete visto? Un autoradio d'epoca. Sembra che questa ditta che ha questo camion ci sta pensando se tenerlo o smantellarlo, e io spero che lo tengano, però sapete tutti quanti voi, c'è sempre il problema dello spazio, c'è il costo del restauro, insomma non tutte le aziende vogliono restaurare i loro camion, e allora insomma documentiamo prima che sparisca dal tutto questo fantastico camion. Carissimi amici, guardate, adesso lo vedrete un po' con il sole a sfavore. Eccolo qua, cari amici, Fiat 110. Purtroppo queste sono le immagini che posso farvi vedere, ho il sole nell'obiettivo. Carissimi amici, guardate, per me è un camion fantastico, spettacolare, a me piace molto, un peccato che non venga salvato per la storia. Insomma, un Fiat 110 va comunque considerato perché è un infaticabile lavoratore. Sembra che questo camion sia stato dalla Sicilia alla Russia, ha fatto grandi trasporti e questo Fiat 110 è stato messo da parte. Sembra che questa ditta abbia anche un Fiat 682 che spero di visionare con qualche amico qua magari delle zone, con l'amico Filippo. Speriamo di andare a visionare questo Fiat 682 di questa ditta che è qua proprio nelle tue zone, caro Filippo, e allora cerchiamo di non farcelo scappare prima che vengano prese delle decisioni. Ecco, carissimi amici, vi ho fatto vedere questo Fiat 110 spettacolare, Passo Lungo fantastico. Cari amici, cosa volete? Adesso il Marvin può tornarsene a casa, anche se ha fatto un misero bottino, però comunque è un bottino importante lo stesso. Carissimi amici, guardate, il filmato ho cercato di allungarlo più che potevo con le mie parole. Carissimi amici, guardate, potrei fare i filmati muti o mettere la musica, ma io invece ho deciso di mia volontà di dedicare la mia passione, mettermi a disposizione di tutti, proprio per raccontare per voi queste piccole emozioni che ho trovato nei miei safari fotografici. Ed è più bello, più intimo, insomma, raccontare alla gente queste sensazioni. Ripeto, potevo fare i filmati muti, colonne sonore, venivano fantastici,
ma io ho preferito dedicare il mio tempo alle persone, agli appassionati di camion, a qualche anzianotto che magari non può più andare in giro e che vede questi vecchi camion e gli viene in mente la sua giovinezza o la sua attività lavorativa. Carissimi amici, guardate, Fiat 110 lo dedico a tutti gli appassionati di camion e a tutti i camionisti che hanno fatto grandi trasporti e a tutti, appunto, agli anziani che possono guardare questo filmato, dato che io ho ancora qualche energia per fare queste pazzie di entrare in capannoni, in magazzini, ma con la voglia di documentare. Carissimi amici, penso che sono stato anche un po' troppo lungo. Spero, Ulisse, che stavolta sei contento. C'è Ulisse che dice che faccio i filmati troppo brevi. Guarda Ulisse, non sei renato, però accontentati. Ragazzi, fra poco vi saluto. Fiat 110, fantastico, passo lungo, è stato un gran colpo, il colpo al Marvin qua, è riuscito a trovare il piazzale aperto, anzi ha chiamato anche, ha gridato, oh, c'è qualcuno qua, ed è riuscito a entrare alla vigilia della Befana, quando tutto è chiuso, fuori. Carissimi amici, vi saluto e vi abbraccio tutti quanti. Il filmato credo sia stato abbastanza lungo, forse anche troppo. Ciao amici e scusatemi di tutte queste mie parole così. Un abbraccio a tutti quanti voi.